Il 1800 si apre con una contestazione fortissima di questa tradizione appena rievocata da Mazzoni. È proprio Ugo Foscolo che in un passo del commento della chioma di Berenice apre le ostilità nei confronti di questi grammatici e filologi che avrebbero guastato gli studi su Dante accarendosi nelle raccolte di varianti e violando le prime e ottime edizioni di Dante Alighieri, specialmente quella della Crusca del 95. E peggio, perché Foscolo non mollava l'osso, insomma, facilmente, quello che scrive nel discorso sul testo della Divina Commedia, quando parla di Giacomo Dionisi. Proverbiando gli accademici della Crusca e pur fiorentineggiando più che essi, ogni idiotismo e arcaismo toscano gli era lezione purissima. I codici ove brulicavano di mostri, tanto più gli venivano a grazia. E purché gli spiasse interpretazioni inaudite, a lui parevano originali modi di lingua degna della divinità del poema. Leggeva, viaggiava, sognava illustrarlo con anticagne minute e con aneddoti, contraddicendo sempre ad ogni uomo. Così, fattosi martire del poema e del poeta, provocava gli altri a ridere insieme e a resistergli, perché era acuto, ostinato, imperterrito. I più lo credevano vittorioso quando pochi si trovavano ad avere tanto d'ozio di vocazione da sincerarsi del merito di siffatte dispute, onde il Bodoni si tenne beato di lasciargli emendare l'edizione della commedia splendida del 1635 e l'arte del tipografo, si dice la perfidia, l'arte del tipografo preserverà i sogni dell'antiquario. Pur tanti ne aveva Dionisi per fantasia di sogni e le riguardava e spianava in mille modi che dove gli altri critici avevano disperato del vero, egli talora vi coglieva, indovinava. Scoperse alcuni documenti ignorantissimi e inutili, naturalmente, come molto spesso capita nel Foscolo e nei grandi geni, sono autorizzati anche a essere ingenerosi e ingiusti. Ecco, il normale professore fa sempre bella figura ad essere comprensivo e mite nel giudicare i prossimi, ma i geni possono fare questo. Che il canonico fosse tenace della propria opinione, la quale non era sempre fondata, pronto a credere più a se stesso che agli altri, e ammesso anche dal suo biografo, tutt'altro che ostile, e Federici degli elogi degli ecclesiastici veronesi. E anche Carducci riconobbe in lui, che si divertì naturalmente nella lettura del passo del Foscolo, lo considera un instauratore di una critica nuova sulle opere del poeta, e insomma tutt'altro che degno del ridicolo, onde lo perseguitò il Foscolo, il quale però nell'apologia poi fece una sorta di palinodia dicendo: confesso di essere stato all'ombra del canonico Dionisi, villano di motteggi puerili. Detta bene anche questa battuta da parte del nostro. Ecco, non mi soffermo su questioni su cui anche già Mazzoni ha egregiamente parlato, ma vengo subito all'Ottocento. L'Ottocento mantenne vivo per i dantisti del secolo precedente, è già stato accennato. Ne è prova la struttura stessa del dialogo intorno alle bellezze di Dante Alighieri del filippino Antonio Cesari, nel quale si può dire tutto il male che sulla scorta magari di Dionisioti, che ha un'antipatia forte nei confronti della testardaggine di questo filippino, ma il quale riconobbe peraltro tenacia e forza. E gli interlocutori di questo dialogo escono tutti dalla Verona del secolo andato, come scrive Roberto Tissoni, che è il più sensibile interprete di quest'opera di Cesare e che ha studiato a fondo in un libro importante, sui commenti classici, ha studiato a fondo il tema delle bellezze della Divina Commedia. Ecco, e tutti
di cui escono dalla Verona del secolo andato roccaforte degli studi danteschi sulle orme del mitico marchese Maffei. E sulla base di questa osservazione, tanto che è stato detto, di cui piace, dalla mera che piace a me, spero che non dispiace a chi mi ascolta, riportare due luoghi destinati a compiacere il pubblico della tragedia con facili agnizioni dantesche. Tu disciogliesti queste misere membra e tu le annuda, Egisto, Amerope, atto terzo, scena quarta. E quando Egisto rievoca lo scontro sulla strada con questo viandante che uccide e butta poi nel fiume, dice in alto nel tonfo, in alto salse lo spruzzo e l'onda sopra lui si chiuse. Egisto a Polifonte. Era una modalità per compiacere il pubblico che subito riconosceva questi versi. I personaggi del dialogo sono descritti sono presentati da Cesare nel Proemio dell'Inferno. Sono il signor Giuseppe Torelli, il signor dottor Agostino Zeviani, il signor Filippo Rosa Morando. È stato già detto, insomma, abbastanza di questi. Forse una parola può essere aggiunta a proposito di Torelli, che va considerato l'erede non solo ideale, ma anche, pratico di Scipione Maffei, che a lui lasciò tutti i suoi fogliolini e carte, tutti i suoi appunti in sostanza, che dovevano servire per un proseguo degli studi e anche per una biografia dello stesso Maffei. Non mi soffermo su questi personaggi, già è stato detto qui sono riportati in vita da Cesare, un'operazione interessante, a cui si aggiunge a questi che ho appena citato il signor Gerolamo Pompei, che ho introdotto per quarto, e dirò a suo luogo quando ne parlerà. È lo stesso Pompei, grande letterato e poeta, bravo italiano e greco, cioè competente di italiano e di greco, a sollecitare l'invito a entrare tra gli interlocutori del dialogo. L'ingresso, prontamente accordato, viene all'inizio del Purgatorio nella cantica, cioè in cui Dante ricorre a dolcezza di parole e di numeri, più vicina dunque alla delicata atmosfera pastorale degli idilli di Mosco e di Teocrito tradotti da Pompei. A questa eletta accademia, all'inizio, all'altezza del canto XVII dell'Inferno, si era accostato, così, passando, il parroco di Soave, Bartolomeo Perazini, studiosissimo del nostro poeta, tanto da pubblicare alcune sue correzioni, eccetera, di Dante, assai ragionevoli e utili a lui di quel poema, scrive Cesare. Perazini però non può abbandonare la parrocchia di Soave, non aveva fondi sufficienti, non poteva vivere di rendita come il canonico Dionisi, che anzi lo tenne, come si suol dire, a libro paga per il lavoro di consulenza filologica che per lunghi anni, per decenni, gli prestò. E anche questo mi sembra una cosa tutto sommato commendevole, piuttosto che sfruttare senza pagare, è meglio sfruttare pagando. C'è sempre il peggio. Il Cesare dichiara la sua gratitudine io un'osservazione la volevo fare, l'osservazione, insomma, voglio dire, non è che adesso pretenda di fare il verso dei risolti, ma insomma manca l'appello e ci sarà un'occasione, insomma, è proprio il canonico Dionisi, questi paperi non c'era il Dionisi, è più noto. Era l'unico aristocratico di questa società che era ormai fatta di borghesi. Lo stesso Torelli era figlio, dice Piemonte nell'elogio di Torelli, di onestissimo negoziante, che era, insomma, come dire, non era dei nostri. Il Cesare dichiara la sua gratitudine nei confronti dei filologi, i quali, avendo collezionato numerosissimi documenti, eccetera, eccetera, possono garantire, insomma, un lavoro più sicuro. E cita niente più edito dell'inedito, perché cita il codice appunto bartoliniano pubblicato nel 23 e il codice del Marchese Capillupi consultato a Mantova e un codice stampato a Roveda in provincia di Bergamo, di cui appunto parla, eccetera.
Non sarebbe giusto rimproverare a Cesare queste pratiche contaminatorie, assai diffuse al tempo, e anche i codici della commedia trascritti dal Boccaccio, perché anche di questo si serve di uno di questi, copiati da uno di Boccaccio, non erano riguardati come oggi con giusto, ma forse anche eccessivo sospetto. L'opera del Cesare, pur convinto della necessità delle indagini volte a chiarire il senso allegorico e mistico del poema, si colloca su un'altra dimensione, ispirata come alla ricerca delle bellezze della lingua rivelata da Dante, quelle dell'arte poetica e finalmente dell'eloquenza. Prevalgono, come si vede, i valori retorici e poetici, mentre la commedia deve essere sottratta al quadro normativo imposto dai grammatici. Io rido qui della religione di certi grammatici, che nella lingua vogliono spiegare ogni cosa a stretta ragione. È la grammatica. Ma chi vorrebbe citare al tribunale della grammatica Dante, che alla grammatica diede esso stesso le regole? La via per applicarla da Cesare piacque al Piedemonte, il quale, riportando quanto Filippo Rosamorano scrisse allo zio Bianchini, che in Italia non sarà avuto il commento, eccetera, dice no, l'opera che tu desideravi c'è di fatto. Altro è il nostro Cesare, non solo seppe dentro alle bellezze tutto di Dante, ma entrare in seno per via di sottilissime considerazioni, con modi niente comuni, che altro il vedere e l'indicare quelle bellezze, altro il profondamente sentirle e farle usando i vocaboli più evidenti, più calzanti, più vivi negli altrui animi trapassati. Ma io parlo di cose da illustrare filologicamente, elucidando i passi più oscuri, più intricati. Ecco, anche questo cerca di fare. La lode del Piedemonte che insomma si riconosceva in qualche modo nel Cesare, poi non lo consideravo obiettivamente un po' corrente dal punto di vista dello spazio, della civiltà letteraria del tempo. E era il traduttore del Passea, La roba del Piedemonte non fu condivisa da Vincenzo Monti, anche questo prevedibile naturalmente, che espresse il suo polemico dissenso nei confronti delle bellezze di Cesare, postillando grandiosamente il volume dell'inferno e parte di quello del purgatorio. Ne diamo per ora un campione, sto trascrivendo queste postille, ma intanto ne offro qui in questa circostanza un breve campione. A Inferno 3,84, gridando guai a voi anime prato, lo Zeviani, il personaggio delle bellezze, osserva veramente quella gridata che di primo colpo fa disperare con le anime ti agghiaccia il sangue. E Virgilio qui perde un tratto con Dante, cioè meglio non è perché Dante supera Virgilio. Postilla del Monti, e in che perde? Nella gridata a quelle anime brave? E non fate considerazione che quella gridata conviene al Caronte di Dante, il quale non tragita che peccatori. Nel virgiliano Caronte non aveva luogo, perché questi tragita le anime tanto dei re che dei giusti. Quindi la gridata non c'entrava. A Inferno 3,112, come da tu si levano le foglie. Rosa Morando, che è un po' inferiore nel dialogo delle bellezze, ha la fama che giustamente aveva anche conseguito. Ritiene di poter introdurre, dice, una mia fantasia, che sarà forse un'inizia, come non disse Dante, levansi le foglie, invece si leva, scrisse, che il verso ne tornava più molle. Certo, fecelo anzi in prova, perché il voleva un pochino salterellante, a meglio dipingere l'atto vero. Al cominciare del verno, il picciuol delle foglie, riarso dal freddo, si sta annodato alla buccia del ramo debollissimamente, sicché al più piccolo modo di fiato staccasi e cade la foglia. Ora per far sentire questo ci bisognava bensì un un suono di quasi uno scocco, ma lieve, e come è, si levano invece che levarsi, che forse a dire si spicca era proprio. Queste minutissime avvertenze sfuggono allo sguardo, dice Rosa Morando, ma come si sia fatto loro notare, tutti dicono meravigliato, bello, come bene ci sta. Postilla del Monti, vedi finezza dell'orecchio
che ode persino il suono e lo scopo che fa la foglia nello spiccarsi nella rama. Questo è proprio l'udire anche il nascere dell'erba e il camminare delle formiche. A Inferno 10, 87, tale orazione fa fama nel nostro tempio il fantasioso Rosa Morando annota. E che dice Dante di orazione fatta nel tempio contro gli Uberti? Io mi credo che i fiorentini avessero preso il consiglio del loro comune che nelle loro litanie maggiori, dopo quella parte che dice tutto il nemico, Sancta Ecclesia, umiliare Vigneris, fosse aggiunta da loro un'altra simile imprecazione contro gli Uberti. Verbi grazia, ut domum ubertam eradicare Vigneris, e il popolo terroramus esaurimus. E non crediate che io dica per beffa, né per istrazio delle cose sante. Egli poteva essere troppo da sé, poteva essere veramente così. Torelli si associa. E io lo credo anch'io con voi, postille del Monti. E credete una bella coglioneria. Dante adopera tempio non in senso di chiesa, come voi e tutti gli interpreti date a credere, ma in senso di curia, come i latini, interrogate nei forcellini, e invece delle ut domum ubertam radicare Vigneris canterete ut ignorantiam meam illuminare Vigneris. Si può ritornare nel Babilo, cita questa, cioè il fatto che questa idea risalga proprio a Rasmorando, è un'invenzione pura che qualche commentatore è stata presa per buona. Il Cesare fu colto inopinatamente da morte a Ravenna nell'ottobre del 28, lo seguì lì a pochi giorni in Monti, morto a Milano il 13 ottobre. Piedemonte, accorato per tante perdite, si spense nelle prime ore della mattina del 18. Ecco, è un anno sorribilis questo. Ne dava immediata notizia la Gazzetta di Verona: l'Italia nella peste del Piedemonte vede il suggello della morte in poco più di un mese, malamente impresso nei suoi tre maggiori campioni, il Cesare, il Monte e il Piedemonte, che valorosamente combattevano e fiaccarono l'orgoglio barbaro della Verona austriaca. Insomma, non era ovvio che si facesse menzione del Foscolo morto un anno prima. Insomma. La storia dell'antico veronese proseguì con Alessandro Torri, che con mia sorpresa, insomma, non mi pare che abbia una voce dedicata nell'enciclopedistica. Ecco, una cosa trovo sorprendente ancora adesso. Non è solo la solita deplorazione delle lacune, ma insomma è una cosa un po' grossa, francamente. Qui entriamo in una dimensione, insomma, che comincia ad essere anche fortemente politica. Ecco perché Alessandro Torri, veronese, frequentava il salotto pedale da Schio Sereno ieri, discendente, cioè moglie di Dante, era da Schio, lei diceva, nobili vicentini, e il giro di Camillo Muni, l'amante di Lannetta, e che fu poi costretto dalla persecuzione della polizia austriaca ad abbandonare il Verona e il Veneto e si rifugiò a Pisa, dove promosse una casa editrice molto riputata e la pubblicazione delle opere minori di Dante. In concorrenza col grande filologo Carl Witte, ecco, che si occupò appunto dell'edizione delle epistole, corredata appunto della traduzione e poi dell'edizione corredata dalla traduzione della Quaestio d'Arte Eternest di Alessandro Torri. Ecco, sempre del 43, ho saltato qualche cosa, l'edizione della Vita Nuova, corretta edizione ridotta a miglior lezione mediante riscontro di codici inediti, stampata come le precedenti dal Vannini di Livorno, e venne dedicata alla figlia di Anni da Schio, Teresa Sereno Righieri, sposa a Bologna di un conte Gozzalini, cara alla patria natale come l'adottiva, scrive l'epigrafe di dedica, per le virtù che la madre abbellivano e del pari culto e studioso degli scritti del sommo antenato, onde tanto si illustra e va gloriosa la famiglia paterna. Il Torri aveva lavorato un piano patrocinato dall'Ateneo Scientifico Letterario di Livorno che prevedeva appunto la pubblicazione in 7 volumi di tutte le opere minori di Dante. Un altro dantista perseguitato, ecco, dicevo che insomma, le date del 21, del 24, 25, con i grandi processi, l'avvio allo Spielberg, insomma, di Pellico, ecco, insomma, Francesca Garini, insomma, ecco, in questo dantismo, ecco, romantico ormai. Ecco,
Uno di questi appunto che subirono persecuzione da parte degli austriaci fu il nobile Paolo Perez, 1822-879, la cui esperienza intellettuale è stata delineata dal dialogo, il discorso e profili letterari, a partire dalla formazione fino all'insegnamento di letteratura italiana tenuto in lingua tedesca all'Università di Graz, lasciato nel 1855 per seguire la sua vocazione religiosa che lo porterà a entrare nella congregazione fondata da Antonio Rosmini. Proprio a Verona poi si crea una sorta di circolo di lettori e studiosi di Dante e contestualmente e contemporaneamente vicini al pensiero e all'opera di Antonio Rosmini. La sua opera principale, il Perez, I 7 ceppi del Purgatorio di Dante, fu pubblicata per la prima volta nel 1865, anno fatidico ovviamente, uno perché è quello del centenario, altro perché siamo a ridosso di un evento come la battaglia di Savona che tolse diciamo, l'idea del Sacro Romano Impero, insomma, mai Bismarck si faceva avanti, la Sassonia, la Re Giovanni di Sassonia, che nel 65 pubblicò l'intera traduzione della Divina Commedia in italiano, ecco, poi si appoggiò a Bismarck nella campagna contro i francesi del 1870, quindi sono tutti eventi insomma, collegati che hanno poi dei risvolti anche dichiarati insomma, di carattere politico. Carducci lo definì il più bel commento di scienza scolastica ed ecclesiastica al Purgatorio di Dante. Questa è l'opera I 7 ceppi del Purgatorio di Dante. Ce l'ho nell'edizione Cogliati del 1897 e devo dire una grande lettura, insomma, appassionante lettura. È un uomo, questo Perez è un poeta distintissimo, a mio modo di vedere, di grandissima finezza, poeta improprio, voglio dire, ecco, ma ha poi un entusiasmo anche di approccio al poema di cui vi do un breve saggio. Ecco, Perez commenta il globo in excelsis che si alza ogni volta che un'anima perfettamente immonda lascia la pena. Purgatorio 20, i soliti versi. Intorno ai legami arcani di Dio con gli spiriti tra loro e con la natura circostante, io non ho letto in poeta antico moderno immaginazione si bella come questa, verso la quale parmi lieve cose in Virgilio il tremare della rupe delfica più responsi di Apollo. Ma un lieto mattino che precedeva il dì della risurrezione, quando in un vasto tempio al suono di quello stesso inno io sentii rispondere da tutte le parti non so quante squille festive, poco appresso udì ricordata ai Leviti la scossa pendice del Golgota e il trionfo del risorto, mentre schiuso ogni alito pioveva a onde la luce e rimossi trappi dalle immagini ridevano improvvisamente i volti degli angeli e Madonna state a lungo nascosti, allora mi pare di intendere l'alzarsi dell'anima purificata e il crollare del monte e l'inneggiare di tutte le anime sorelle nel purgatorio dantesco. Gli studi danteschi riflettono in questi anni i grandi rivolgimenti d'Europa e che davano un nuovo assetto all'Europa. Il centenario del 65 viene in Italia celebrato nel segno di un diffuso sentimento di risentimento nei confronti dell'Austria. L'inaugurazione del monumento Dante in Piazza dei Signori avviene senza solennità nella notte tra il 13 e il 14 maggio, che era considerata il giorno di nascita del poeta. La statua assicura Giulio Camazzoni, presidente dell'Accademia di Cultura promotrice di questa iniziativa di monumento, scrivendo al delegato di polizia Barone dei Rodis, verrà tacitamente scoperta nella notte che precede il giorno della nascita di un poeta. E anche il discorso che lo stesso Tramuzzoni scrisse sopra la grandezza di Dante Alighieri viene sottoposto a previa censura del Barone dei Rodis. Il volume commemorativo, pubblicato per le celebrazioni, porta il titolo di Albo Dantesco Veronese e ben riflette il contenuto composito. Ben 120 pagine ospitano infatti poesie d'occasione. Seguono le prose di carattere critico e erudito. E devo dire che mi è costato un po' di fatica e con la conseguente giusta, credo, piccola soddisfazione di capire il meccanismo editoriale di questo albo dantesco.
Nella prefazione Michelangelo Smania, noto per le sue simpatie risorgimentali, offre al censore l'offa di una polemica contro l'imposizione della lingua francese negli atti pubblici decretata all'inizio del secolo dal governo giacobino, ma subito dopo polemizza contro quei commentatori scaltri e rugiadosi pedali che riducono l'autore della Nazionale Bibbia d'Italia in un misero, ipocrito e dituo, quel desso che il presente Catone si fa dire per Virgilio, libertà va cercando che si cara come sa che per lei vita rifiuta. Rettili sconci, li chiamerebbe Vincenzo Monti, supplizio di dotti orecchi, Mascheroniano. Con quel che sia, Smania trova il modo di citare Mazzini, ricordando la parola pace. Non poteva essere contestato su questo. Che il poeta diresse a frate Ilario nella visita al convento di Corvo quella sublime parola che avvia il pensiero all'eterno tipo di tutti i martiri dell'amore e del genio. Il volume reca la seguente dedica: all'Augusta, Firenze, culla delle Alighieri, Verona, suo rifugio e l'ostello, fraternalmente offre. Sostiene lo Smania che le ragioni di questa dedica affiorano ognuno più, perché con la città del Battista a Firenze abbiamo noi tutti gli italiani abbiamo in comune la lingua, le lettere e le arti. Le glorie, comune a tutta la nostra maniera di sapienza, da Marco Polo, sentite questa sorta di Parnaso, insomma questa protomoteca di illustri italiani in cui riesce con grande abilità a svicolare dalle censure. Da Marco Polo a Colombo, da Guido, musicista a Rossini, da Guicciardini a Botta, da Delciato a Romagnosi, da Machiavelli a Cavour, da Giotto a Raffaello, da Galileo a Volta, da Michelangelo a Canova, dall'Aquinate a Rosmini, dall'Alighieri a Manzoni. Insomma, era veramente un gioco di Fioretto con il barone dei Rodis. Il testo è datato aprile 65. Di più, ovviamente, non era possibile dire in un contesto politico in cui Firenze, già designata capitale d'Italia, dedicava a Dante il monumento eretto in piazza di Santa Croce, inaugurato il 14 maggio da Vittorio Emanuele. Gli autori invitati a contribuire all'albo sono studiosi qualificati, variamente qualificati, che mal sopportavano per lo più la presenza austriaca. È il caso di Carlo Belvillieri, stato citato già come autore della monografia su Verona nell'illustrazione Lombardo-Veneto del Cantù, figura insomma ecclesiastico, poi abbandonato la vita dell'arte ecclesiastico, insomma ha avuto un grande ruolo insomma anche a Roma di carattere culturale. Poi Luigi Gaiter, cui è stato dedicato un convegno a Verona da poco, scrive Dante Alighieri e la lingua d'Italia. Ettore Scipione Righi, anche questo l'ho studiato, insomma, fortissimamente anti-austriaco, scrive sul Torquato della Torre, c'entra veramente poco. Michelangelo Asson, questo è nuovo come personaggio, nuovo a me. È un medico ebreo che si è poi trasferito a Venezia, dove ha pubblicato vari studi di carattere medico ma anche di interesse dantesco come la medicina nella Divina Commedia, e come medico aveva prestato il suo servizio ai feriti soccorrendo i feriti provocati dall'assedio di Venezia nel 1848, insomma, quindi insomma, aveva questa caratteristica patriottica. Ecco. E poi Giovanni Battista Carlo Giuliani, studiatissimo anche da me, insomma, che ha scritto una memoria di carattere bibliografico in cui ribadisce tanti concetti anche di carattere nazionale, di interesse così insomma, politico, ma che è anche personalmente coinvolto, ha avuto anche gli arresti da Radeschi, quindi proprio patriota in senso proprio. Manca all'appello, e con questo mi avvio a terminare, anche il nome di un dantista che in quegli stessi anni era abbastanza celebrato. Mi riferisco a Luigi Benassuti, parroco di Cerea, assai noto per le sue simpatie nei confronti degli austriaci e per la sua decisa ostilità al moto risorgimentale.
La sua attività di dantista non è trascurabile, come dimostra l'edizione commentata della commedia uscita tra il 64 e il 68. Anche lui in quegli anni, sempre in quegli anni, sono ridosso anche da centenario, che fin dal titolo dichiara il suo intendimento: la divina commedia di Dante Alighieri col commento cattolico, che riportava nel frontespizio la munizione di Pio IX del concistoro del 9 giugno del 62. Con somma diligenza vigilante che nell'insegnamento delle umane lettere e negli studi superiori nulla venga a introdursi di contrario alla fede e alla religione con costume. Ecco, l'allusione allo Smania ai commenti di Perassini trova riscontro nella nota in cui si ammonisce a non interpretare in termini politici l'esaltazione della libertà nell'episodio di Catone. Questo Benassuti dice sì, non intendiamo la libertà in senso politico quando si parla di libertà, così. E poi a proposito del celeberrimo verso Ai Costantini di quanto male fumatra, insomma, c'è una postilla che secondo me rappresenta l'impudenza, e ve la leggo. Qui non si condanna il dominio temporale della Santa Sede, che ai tempi di Costantino non esisteva e che quando esisteva Dante riconobbe come tutti i buoni cristiani. Qui nemmeno si condanna chi donò alla Chiesa o chi al nome della Chiesa ricevette. Qui si condanna solo l'abuso di beni terreni e delle ricchezze di cui Costantino fu il primo largitore generoso, o per meglio dire, il primo indennizzatore di tante ruberie fatte alla Chiesa dai gentili suoi predecessori. Allora questo si può capire, insomma, come questi persone, insomma, il canonico Giuliani, insomma, lo stesso Smania, insomma, Domenico, insomma, pulitissimo, fossero infastiditi, l'hanno lasciato fuori. C'è la controprova, nel senso che ho trovato un bruscoletto di questo Smania che dice osservazioni sopra alcuni punti del commento di Benassuto, scusate. Il commento corredato da tavole di una certa utilità didattica ebbe un certo seguito, e non solo in alcuni seminari, ma in mutato clima politico. Nel 1266 Benassuto fu costretto a lasciare la parrocchia facendosi scortare dall'esercito austriaco, quindi anche il paese, insomma, non è che lo amasse più di tanto. Ne arrestò la diffusione, portatasi comunque anche dopo la presa di Roma. D'altro canto, negli ambienti cattolici più illuminati, in quelli segnatamente che avevano aderito al pensiero rosminiano, lo studio della commedia non andò disgiunto da un aperto antitemporalismo. Nello stesso tempo, lo stesso Rosmini scrive, un opuscolo dantesco, scrive che la monarchia è il fondamento della dottrina politica italiana, insomma, della teoria politica italiana, quindi insomma è molto molto deciso. Nello stesso tempo veniva riaffermata la necessità di promuovere una critica dantesca sorretta da rigorose ricerche sulle fonti storiche e letterarie del poema e da una costante attenzione alla Bibbia e ai padri e ai testi di quella virtuale biblioteca a cui Dante avrebbe potuto accedere, ha ragionato tanto anche oggi. Campione di questa rinnovata lettura d'Antis furono i fratelli Carlo e Francesco Cipolla. Carlo si ricorda spessissimo, meno Francesco, ma sono sullo stesso piano da un punto di vista intellettuale, e di grandissimo valore anche l'esperienza letteraria di Francesco. Gli studi su Dante di Carlo vennero pubblicati postumi nel 21, una prefazione che risentiva anche dell'appena cessato conflitto, quindi il clima bellico antitedesco, insomma, abbastanza insistito, qualche cosa di diverso era avvenuto, ecco, il discorso però, insomma, l'Ottocento mi è stato dato e non voglio andare oltre questo. Vennero pubblicati postumi dal Biago nel 21, al quale subentrò, ma il Biago morì, Luigi Silverio. Ci limiteremo qui a citare il trattato di questi studi danteschi di Carlo Cipolla sulla monarchia, intitolato La monarchia di Dante Alighieri e l'opuscolo che potestate regia e papali di Giovanni da Parigi, una vera e propria monografia di 125 pagine, in cui l'autore fa i conti con le voci più qualificate della storiografia italiana e europea, tratta da Pari, Isidoro del Lobo,
storico tedesco Erwin Röther, insomma, sì, molto sciolto, insomma. Non è possibile dar conto in poche righe dell'impegnativo volume. Mi limiterò pertanto a proporre un appunto di lettura relativo all'espressione compagnia malvagia e scenica, di cui si è già parlato, insomma, evidentemente questo piccolo saggio dico questa, che è di Cipolla. Secondo il Cipolla può essere riferita questa espressione alla deliberazione del 30 ottobre 1307 del Consiglio di Centro del Comune di Firenze, che prometteva la remissione del bando a coloro che avessero voluto dicto comuni obbedire et a malorum consorzio recedere. Compagnia malvagia scienza e malorum consorzio. E fa riferimento anche del resto al primo versetto del Salterio, il primo salmo numero 1, versetto 1, insomma, Beato Spirito che amo e non amo, eccetera. E di notevole valore sono anche i contributi danteschi di Francesco, che alla qualità del fratello Carlo aggiunse una larga conoscenza della poesia europea antica e moderna nelle lingue originali. Al tedesco del resto fanno ambedue ricorso i fratelli nella corrispondenza familiare per puro gusto di esercizio. Francesco concentra la sua attenzione in prevalenza su tematiche linguistiche, filosofiche e teologiche. Alle note dantesche pubblicate in diverse riviste meriterebbero di essere anche queste, come quelle del fratello raccolte, si aggiungono alcuni saggi in forma di lettera. Ecco, la vecchia civiltà, sono Nobiliano, Cipolla, il più grande giurista, il più noto giurista del 400, insomma, no? Le sue cautele iuris, trattato del Servitutibus rimangono ancora fino a tutto l'Ottocento e non li stampati, figuriamoci. Alle note dantesche pubblicate in diverse riviste si aggiungono alcuni saggi in forma di lettera inviate al fratello. Potremmo citare la lettera del 19 maggio del 1896, vedete che siamo alla fine proprio del secolo. Nostro peccato fu ermafrodito, Purgatorio 2682, oppure quella sulla lodoletta sempre del 96, dove mostra contro il toraca sulla scorta dell'ornitologo. Abbiamo cominciato con l'ornitologia di Salvi e finiamo adesso con l'ornitologia di Francesco Cipolla, appoggiata alla caccia e costume dei uccelli silvani di Bacchi della Lega, ecco, che sostiene appunto che l'ultima dolcezza significa la piena soddisfazione che sente la lodoletta del suo volo e del suo canto, del tutto insieme anche alla vista del cielo luminoso, mentre Toraca aveva sostenuto che questa gioia era dovuta alla contemplazione della luce del sole. Ecco, appunto la vista del cielo luminoso, ma non esclusivamente di questa dolcezza che ella esprime con la suavità delle ultime note. Ecco, con questa diciamo più lieve considerazione, sperando di non essere stato troppo più greve, ecco, della lodoletta dantesca, chiudo dicendo della funzionale puntualità dei commenti dei nostri dantisti veronesi opporranno secondo me una forte resistenza, insomma, alla definizione della commedia come romanzo teologico che di lì a pochi anni verrà formulata da Benedetto Croce. Grazie.